Nuovi slot vaccinali che verranno aperti nelle prossime ore per tutti coloro che hanno un'esenzione ticket per una qualche patologia. È l'annuncio del presidente del Veneto Zaia al quotidiano Punto Stampa. Che sono tutti coloro che hanno un'esenzione ticket per una patologia, non che esenzione ticket per reddito, ma per patologia. Apriremo circa 95.000 posti della corte di 444.000 con una esenzione per patologia. Molti sono stati vaccinati perché erano cinquantenni, sessantenni o quello che è. Ce ne restano ancora da intercettare 194.000. Stiamo parlando dai 16 anni in su. Questa settimana le dosi per il Veneto sono ancora limitate a 206.000, ma il 30 maggio è previsto l'arrivo di 454.000 vaccini. Le prenotazioni per gli over 40 al momento arrivano al 16 giugno, poi la Regione conta di aprire una finestra privilegiata per gli operatori che lavorano nel settore del turismo, 80.000, comprendendo tutto il settore ricreativo, compreso quello termale, i campeggi e i parchi divertimento. Abbiamo un target importante che è quello delle aziende turistiche. Comunicativamente, lavorando con persone, quindi con ospiti stranieri, soprattutto stranieri e italiani, hanno un modo anche di presentare i nostri territori come territori covid free, no? E quindi la vaccinazione. Dopodiché, se volete che vi dica la mia opinione rispetto al liberi tutti, io penso che dovremmo dare un'opportunità ai giovani a questo punto, prima che a quelli di mezza età. Zaia dunque pensa mettere in sicurezza per l'estate la fascia dei giovani, cominciando da coloro che saranno occupati nei centri estivi, circa 35.000 persone, giovani che durante l'estate saranno anche maggiormente esposti al contagio. Io penso che la grande mobilità estiva sarà garantita e la più alta esposizione ce l'avranno i ragazzi, che è giusto che vivano quest'estate, quindi è anche giusto che se qualcuno vuole vaccinarsi che lo mettiamo nelle condizioni di potersi vaccinare.